A noi interessa ovviamente che si chiuda questo processo e che si faccia chiarezza, la chiarezza deve essere fatta. Io sono anche fiducioso nell'azione delle procure, so che le procure stanno lavorando e ripongo tutta la mia fiducia come ogni cittadino sul lavoro dei magistrati. Portare avanti il processo di risanamento delle banche venete, ma anche ogni azione di responsabilità verso chi ha portato Popolare Vicenza e Veneto Banca a questi risultati. Parla da azionista il presidente del Veneto nel giorno in cui la dirigenza di Corso Palladio ha fissato tra i 10 centesimi e i 3 euro il valore delle azioni nell'aumento di capitale. Un ulteriore colpo ai piccoli azionisti che si sono visti annullare i risparmi di una vita dall'Assemblea, che non solo ha votato il deprezzamento da 62 a 6 euro, ma anche il non luogo a procedere nei confronti della dirigenza Zonin. Mazzaia parla anche da azionista di Veneto Banca nel giorno in cui Carros ribadisce che ogni decisione definitiva arriverà dopo l'assemblea del 5 maggio per il nuovo CDA. Amministratore delegato che a Milano fissa a metà giugno il passaggio in borsa e punta dritto verso un accordo con Popolare di Milano e Banco Popolare, anche se non sembra tramontata la trattativa di fusione con la Popolare dell'Emilia Romagna. Carus è convinto che la Banca di Montebelluna non avrà bisogno del Fondo Atlante per la ricapitalizzazione, a differenza della Vicentina, un ulteriore segno dell'estrema difficoltà di Popolare Vicenza, che non potrà passare inosservata alla magistratura. C'è un livello giuridico che dà la facoltà all'Assemblea di soci di votare per l'azione di responsabilità oppure no, secondo le proposte del Consiglio di amministrazione. Si è votato di no. Poi c'è un altro livello che è quello della magistratura che sta indagando e io non sono un giustizialista, dico che se c'è qualcosa che non ha funzionato e se questo qualcosa che non ha funzionato è attribuibile a responsabilità personali di qualcuno, non ho nomi e cognomi, è giusto che la magistratura li faccia emergere e si faccia chiarezza e eventualmente si puniscano coloro che hanno avuto comportamenti non compatibili con la legge.